Oggi il tema è, come sapete, la tutela del patrimonio culturale, un linguaggio italiano prima e dopo l'Italia. A parlarcene è Salvatore Settis, che molti di voi conoscono, che tutti voi conoscete direttamente o indirettamente. A me tocca comunque dire qualcosa di presentazione, perché se no non farei il mio mestiere. Era ordinario di storia dell'arte e di archeologia classica, oltre che direttore della scuola normale a partire dal 99, se ricordo bene, quindi una lunga direzione. Ora è libero cittadino nel senso che ha lasciato anticipatamente questi impegni, però non significa che la libertà resti vuota. Ora, fra l'altro, è titolare, possiamo dire, della Cattedra del Prado di Madrid e continua in impegni che hanno una storia abbastanza lunga, che io ovviamente non posso ripercorrere perché sennò parlerei per un'ora. Ma ricordo almeno che è stato il direttore del Getty Research Institute e presidente del consiglio scientifico del Louvre. Accademie, comitati editoriali, ma vorrei dire qualcosa rapidissimamente piuttosto sulla sua attività di studioso, ricordando se non altro i lavori più recenti. Se mi sbaglio mi perdonerai, ma sono andato a memoria, ho cercato di appuntarmi ora quello che ricordavo, e allora c'è, credo sia l'ultima cosa uscita tua, Artisti e committenti fra 4 e 500. E poi quel bel libro La villa di Livia. Livia era la consorte di Augusto, Le pareti ingannevoli, sulla pittura di giardino. E poi quell'altro lavoro, che non è un lavoro tutto sommato recente, perché è la ripresa del tuo contributo alla storia dell'arte di Einaudi, Iconografia dell'arte italiana 1500, non ricordo esattamente, mi pare sia il 1100 l'anno di partenza, ma c'è anche l'altro versante che è più vicino alla sua presenza di oggi, che è un versante sempre di ricerca ma anche di impegno civile su questioni fondamentali per il nostro paese, per la cultura, per la civiltà. L'ultimo libro è quello che qualcuno di voi aveva in mano, Paesaggio, Costituzione, Cemento, la battaglia per l'ambiente contro il degrado civile. E ancora la tutela del patrimonio culturale del paesaggio, e quello molto fortunato che è stato un po' un passaggio importante per la cultura italiana, soprattutto per la cultura che si occupa di problemi di patrimonio culturale, Italia SpA, l'assalto al patrimonio culturale. Sono lavori che hanno avuto e hanno un ruolo determinante nella cultura italiana e nel dibattito appunto su un tema di quella delicatezza, qual è appunto il problema del patrimonio di cultura del paese. E qui allora l'ultima cosa che voglio dire è il ruolo che Salvatore Settis ha avuto, un ruolo fondamentale, che ha avuto nella formazione del codice per i beni culturali, quel codice che passa giustamente come codice Urbani e che però forse qualcuno potrebbe chiamare codice Settis. E da questo punto di vista un ultimo elemento che, se mi permetti, vorrei richiamare un po' la posizione di persona assolutamente libera, cioè di studioso e uomo di cultura che non può essere catalogato e non può essere classificato. Cioè credo che tu sia uno dei pochi che ha lavorato e ha piantato lì, quando era il momento, con governi di un tipo, governi di un altro, in assoluta libertà intellettuale, che è un ottimo esercizio e mi piaceva ricordarlo, anche se non me ne perdonerai. Io adesso darei subito la parola a Salvatore Settis, ringraziandovi di nuovo per essere qui. Prego. Grazie molto. Grazie per questa presentazione così onorevole e grazie a voi per essere qui.
A me fa molto piacere parlare di queste cose a Venezia e mi fa molto piacere parlarne nell'ambito di una serie di conferenze che riguardano l'unità d'Italia. Credo che quello che cercherò di dire abbia a che fare molto con l'unità d'Italia, perché non c'è Italia senza il suo patrimonio culturale e il suo paesaggio. Ora, di beni culturali, come si suol dire con un'espressione non felicissima, si parla di questi tempi molto spesso, si parla per ragioni di cronaca, si parla per registrare crolli. A Pompei, misteriosamente più famoso del crollo molto più preoccupante della Domus Aurea o del Colosseo, si parla per ragioni di attualità. Io farò un altro discorso. Non ignoro l'attualità, perché i giornali li leggo anch'io, ma cercherò di parlare invece in una prospettiva storica, come è il mio mestiere, e per questo, in una prospettiva storica, cercherò di spiegare come l'Italia si è data le norme che oggi ha e in quale maniera, quali sono le vere peculiarità del patrimonio artistico italiano e culturale e paesaggistico italiano e qual è la peculiarità della cultura italiana della tutela. Credo, e questa è l'ultima affermazione di principio che vorrei fare prima di cominciare, credo che parlare della storia della tutela in Italia abbia moltissimo a che fare con l'attualità. Credo che se non ci ricordiamo della nostra memoria, se non ci ricordiamo delle ragioni per cui la nostra Costituzione, come vi dirò fra poco, come tutti sapete, ma come ricorderò fra poco, prescrive la tutela del paesaggio e del patrimonio artistico della nazione, se non ci ricordiamo le ragioni storiche per cui è così, i problemi dell'attualità non li affronteremo mai nello spirito giusto. Vorrei cominciare con un luogo comune, a mio avviso, da smontare. E il luogo comune è che l'Italia abbia il tot per cento del patrimonio culturale del mondo. In uno spot che non ho visto, ma che mi hanno descritto, il nostro attuale Presidente del Consiglio ci ha rivelato che l'Italia ha il 50% dei beni culturali del mondo. Peccato che lo stesso Presidente del Consiglio, in una dichiarazione fatta a Londra il 10 settembre del 2008, aveva detto che abbiamo il 72%, quindi nel frattempo forse abbiamo perso il 22%. Io però ho fatto un altro esercizio, perché questa cosa dei numeri, la falsa eloquenza dei numeri, mi sembra che sia un bellissimo tema, che forse dovrebbe trattare qualcuno dei nostri soci di matematica. In Normale abbiamo organizzato un convegno sulla finta eloquenza dei numeri. Ho voluto fare un esercizio per vedere che cosa dicono gli assessori, perché accontentarsi dei ministri di ambo le parti politiche che fanno dichiarazioni simili a quella di Berlusconi, mica solo Berlusconi dice queste cose, le dicono anche quegli altri. Allora ho cominciato a guardare gli assessori e ho raccolto i seguenti dati. Secondo non faccio nomi perché bisogna anche avere un po' di compassione umana. Allora, il Presidente del Consiglio è al di fuori, è al di sopra, quindi lui si cita, gli altri no. Allora, c'è un assessore toscano secondo cui il 50% dei beni culturali del mondo è in Italia e il 50% di quelli italiani è in Toscana. Secondo un assessore siciliano, il 60% dei beni culturali mondiali è in Italia, il 60% di questi è in Magna Grecia e il 60% di questi ultimi è in Sicilia. Secondo un assessore del Comune di Roma, Roma da sola ha il 40% dei beni culturali del mondo. Allora ho fatto un po' di conti con la mia scarsa matematica e sono arrivato alla conclusione inoppugnabile che l'Italia possiede molto più del 100% dei beni culturali del pianeta. È bellissimo. Quanto dobbiamo esserne fieri? Dobbiamo essere contentissimi di questa cosa. Allora, e sulla base di che cosa dicono questo? Tutti, mentre sulle cifre tutti discordano, perché ognuno le inventa, tutti concordano sulla fonte. E la fonte sono dati UNESCO. Questi dati UNESCO non esistono. Allora, l'invenzione dei dati UNESCO, come per obiettivare una stupidaggine, mi sembra di per sé degna di menzione. Allora, naturalmente, questo potremmo anche dire che è sintomo di orgoglio nazionale. Però l'orgoglio nazionale potrebbe anche esprimersi con le cose vere, anziché con le balle. Quindi io, di fronte a cose di questo tipo, provo una qualche indignazione, oltre che il lecito imbarazzo.
Però domandiamoci se veramente in Italia, vi sto facendo vedere, venendo dalla Toscana, un paesaggio di quelle parti, domandiamoci che cosa c'è di veramente singolare nel patrimonio culturale italiano. Credo che piuttosto che sui numeri dovremmo concentrarci sulla qualità. La qualità del patrimonio italiano è veramente molto particolare e da questo punto di vista io credo che potremmo, argomentando, non citando dati UNESCO, ma argomentando e magari citando piuttosto che i dati UNESCO gli scrittori da Goethe in giù, ma anche in su, potremmo argomentare che la qualità del nostro paesaggio, del nostro patrimonio, fa dell'Italia un caso molto particolare. Vorrei ricordare 3 fattori. 1, la secolare armonia fra città e paesaggio, qui lo vediamo in questa diapositiva. 2, la diffusione capillare del nostro patrimonio e dei valori ambientali. 3, la continuità d'uso in situ di chiese, palazzi, luoghi storici come quello in cui siamo. Non insistere su questo punto a Venezia sarebbe ridicolo. In questo insieme, che è il prodotto di un accumulo plurisecolare di ricchezza e di civiltà, dobbiamo ricordarci che il totale è maggiore, molto maggiore della somma delle sue parti. Vorrei però dire che c'è un quarto fattore, che non è meno importante degli altri, ed è il modello Italia nella cultura della conservazione. Questa carta, di cui non abbiamo bisogno, ci ricorda com'era l'Italia prima di essere unita. È quello il momento in cui gli italiani hanno inventato la cultura della tutela. È vero, siamo anche i primi che l'abbiamo messa come principio fondamentale dello Stato nella nostra Costituzione, ma questa storia comincia molto prima. Io credo che la diffusione del patrimonio, la qualità del nostro patrimonio e la cultura della tutela in Italia sono 2 aspetti della stessa storia, nel senso che le regole della tutela non sarebbero nate senza quel patrimonio e il patrimonio non ci sarebbe oggi senza quelle regole. Ora, che vi siano norme pubbliche per la tutela è tutt'altro che ovvio, nella più gran parte dei paesi del mondo non è accaduto per molto tempo. Più di metà dei paesi che oggi sono rappresentati dalle Nazioni Unite non avevano alcuna legge di tutela prima della Seconda Guerra Mondiale. Parlo in particolare, per esempio, per citare un'area ricchissima di beni culturali dell'America Latina. Le leggi dei paesi che se le sono date sono modellate sui paesi europei, le leggi europee sono modellate sull'Italia. Il concetto di patrimonio culturale si formò a partire dall'idea di patrimoine national che fu elaborata in Francia tra rivoluzione e restaurazione. Questa idea era nata intorno alla storia, alla discussione molto appassionata che fu generata dal gigantesco bottino che le armate francesi fecero in tutta Italia, per esempio a Venezia, portando a Parigi una quantità impressionante di opere d'arte. Quel discorso, quel bottino, non era inteso dai rappresentanti della Repubblica francese, non era inteso come un bottino di guerra, bensì era inteso come un effetto della libertà. L'idea, ispirata da Winckelmann, e per questo vi faccio vedere qui un suo famoso ritratto, l'idea era ispirata da Winckelmann, secondo cui le arti si sviluppano solo in regime di libertà. Perciò la Francia, dopo la rivoluzione, era di diritto la patria dell'arte. Si parlava di rimpatriare le opere d'arte. Vi leggo un discorso del ministro degli interni della Repubblica Francese del 1794 che scrive un discorso molto bello, vi leggo un passaggio. Non per i re, non per i pontefici lavorarono i grandi artisti del passato, bensì per i citoyen, perché quei grandi artefici indovinavano i destini dei popoli. E continua, geni divini, era per la Francia che generavate i vostri capolavori. Finalmente quindi hanno trovato la loro vera patria. Quindi trasportare il Laocoonte dai musei vaticani, dai palazzi vaticani al Louvre era semplicemente ridargli la sua vera patria. Immaginate che Fidia o gli autori del Laocoonte o Michelangelo e Raffaello che in realtà stanno lavorando per la rivoluzione francese. Naturalmente questo può farci sorridere, però era un dibattito molto serio e dobbiamo ricordare che la reazione più forte non venne dagli italiani,
che tutto sommato si arrabbiarono. Ci sono anche delle immagini che rappresentano in alcune città, fra cui Venezia, le reazioni sdegnate della gente, ma non riuscirono a elaborare una vera risposta. La migliore risposta venne da un francese, Quatremère de Quincy, il quale in una serie di famose lettere à Miranda, sostenne che rimuovere le opere d'arte dal loro contesto originario è un delitto contro la memoria storica. Lui dice, e dovremmo ricordarcelo quando parliamo di mostre, di troppe mostre, un Raffaello senza contesto non dice nulla, perché Raffaello, anche il suo quadro più bello, non è una reliquia della vera croce. La reliquia della vera croce basta un pezzetto piccolo per fare miracoli, ma un Raffaello senza il contesto intorno non fa miracoli, non vuol dire proprio niente. Quindi mandare in giro tutti questi quadri non serve a nulla. Queste posizioni di Quatremère furono esposte con grande fermezza e con grande eloquenza, ma erano pericolosissime, tant'è vero che dovette pubblicare questo suo lavoro anonimo, raccolse una petizione di artisti, fra cui David, che era contraria a queste importazioni di opere dall'Italia, e poi dovette scappare, perché altrimenti lo avrebbero arrestato. Però da queste lettere partì un vastissimo dibattito. In questo contesto, Quatremère de Quincy ricordò le antiche leggi di tutela degli stati italiani. Ora, il problema che vi vorrei porre è questo. In tutti gli stati italiani preunitari, con una eccezione della quale parlerò fra poco, in tutti gli stati italiani preunitari c'erano delle regole di tutela. A Venezia, come a Parma, a Napoli, come a Roma, come a Firenze. Vorrei porre sul tappeto questa domanda: ma come mai tutti gli stati italiani avevano delle leggi molto simili e si copiavano, si emulavano l'un con l'altro, pur senza avere un qualche trattato o una qualche ragione che glielo imponeva? Per poter entrare più a fondo in questa questione e tentare una risposta a questa domanda, vorrei raccontare una piccola storia, piccola ma importante, di influenza fra i tre stati principali, tre degli stati principali che hanno avuto un ruolo nella storia della tutela: Firenze, Roma e Napoli. È una storia che dura 30 anni, dal 1725 al 1755. Possiamo cominciare da Firenze. A Firenze finiva la dinastia medicea, l'ultimo granduca non era molto interessato a generare degli eredi e si sapeva che la dinastia stava per finire, per cui si negoziava su quale potesse essere il prossimo granduca, quale dinastia. Per un certo tempo doveva essere Carlo di Borbone, poi, come sapete, furono i Lorena. In quel momento e in questo contesto in cui si temeva che l'arrivo di una nuova dinastia potesse voler dire, come troppe volte era accaduto in Europa, che il nuovo sovrano si sarebbe portato via una parte del patrimonio, in quel contesto, con una sottoscrizione pubblica, fu aperta una società per la pubblicazione delle collezioni granducali, quello che è noto come Museum Florentinum, promosso da vari eruditi, nobili, ecclesiastici locali, dei quali vi segnalo qui solo un nome, perché serve per il discorso che farò: Neri Corsini, che poi sarà cardinale, un membro di questa grande famiglia toscana. Quando la Toscana fu assegnata a Francesco Stefano di Lorena, Neri Corsini fu fra gli ispiratori più importanti, forse il più importante, della famosa convenzione di famiglia del 1737, con cui i Lorena e i Medici patteggiavano che le collezioni fiorentine, di cui qui vediamo un piccolo spaccato, non si sarebbero mai mosse da Firenze, come in effetti mai si mossero. Spostiamoci a Roma. Nel 1728 il cardinale Alessandro Albani vendette al re di Polonia Augusto II 30 statue fra le migliori della sua collezione. Qui ve ne faccio vedere una, celebre anche perché è un po' osè. Questa vendita non si poteva fare secondo le leggi che erano già le leggi pontificie che già erano in vigore. E perché il cardinale Alessandro Albani riuscì a vendere queste statue quando era vietata l'esportazione delle antichità? Perché lo zio era il Papa Clemente XI
e perché di fare osservare queste regole era incaricato il cardinal Camerlengo, che era suo fratello, un altro cardinale Albani. Quindi, come accade secondo un'altra antica tradizione italiana per cui la famiglia viene prima di tutto, avevano violato tutte le regole e avevano venduto un pezzo della collezione. Però, pochi anni dopo, nel 1733, 5 anni dopo, lo stesso cardinale Alessandro Albani, che voleva ripetere questo esperimento, aveva messo insieme una seconda collezione e la voleva vendere. E questa volta suo fratello, il cardinale Camerlengo, che doveva far rispettare la legge, gli disse: no, questa volta non esporti. E perché? Era cambiato il Papa. Il Papa era un altro, apparteneva a un'altra famiglia, era un Corsini di Firenze, era Clemente XII e il cardinal nipote era quel Neri Corsini che a Firenze aveva fatto il Museum Florentinum, eccetera. E allora, in questa cultura, diciamo, che veniva da una corte diversa, il Papa impose la non esportazione delle statue, le comprò lui e fondò il Museo Capitolino, primo museo pubblico del mondo. Questa è la storia della fondazione del Museo Capitolino. Passiamo ora a Napoli. Carlo di Borbone, il re diciottenne che vi entrò festosamente nel 1734, sono gli stessi anni, inaugurò un'era nuova del regno, tornato indipendente dopo secoli di vicereame spagnolo. Fu lui, come tutti sanno, che diede impulso agli scavi di Ercolano e di Pompei, che produssero un'enorme massa di nuove antichità e dunque un'enorme massa di nuovi scavatori clandestini, come è logico e è ovvio. Da qui nacque la legislazione napoletana di tutela, le due prammatiche del re Carlo, che si suol chiamare Carlo III, il suo numerale a Napoli sarebbe stato VII, ma insomma noi lo chiamiamo Carlo III, che poi il suo numerale come re di Spagna, le due prammatiche del 1755 in cui il re dichiarava il proprio profondo rammarico per l'esportazione di antichità e riprendeva tale quale, con una formulazione un po' diversa dal punto di vista verbale ma non sostanziale, la legislazione pontificia. Si affermava così anche a Napoli l'idea della conservazione contestuale degli oggetti d'arte e vorrei sottolineare che quando Carlo III diventò re di Spagna, credo che l'anno sia il 1759, non fece leggi simili a Madrid. Perché? Non si rammaricava più? Non ci sono antichità in Spagna? No, perché la cultura della corte di Napoli non era la cultura della corte di Madrid. Il re firma le leggi, ma chi le scrive sono i suoi ministri, sono i membri del governo e la cultura giuridica e civile del luogo, Napoli, che si esprimeva in modo che a Madrid era impossibile. Ora, questa emulazione fra gli stati italiani presuppone una profonda sintonia culturale che appartiene, io credo, a una eredità comune di valori giuridici e di valori civili. La storia delle norme di tutela è molto più antica di questo esempio settecentesco che vi ho citato. A Roma le norme di tutela risalgono al 400, le prime norme di tutela. Sono norme che vietano l'esportazione, sono norme che sono tese ad arginare, le leggi sorgono perché per arginare qualcosa che sta accadendo. Il divieto dell'omicidio accade perché l'omicidio esiste. Le leggi di tutela accadono perché altrimenti c'è qualcuno che non tutela, che vende, che esporta. Leone X, che vi faccio vedere nel famoso ritratto di Raffaello, è uno dei papi che hanno emanato delle leggi. Tutte queste leggi pontificie, a partire dal Cinquecento, sono imperniate su un principio, il principio della publica utilitas, che è un principio del diritto romano che nel Medioevo fu spesso formulato come bonum comune. Le leggi pontificie, già formatesi nel corso del Settecento per opera di vari editti di cardinali camerlenghi, trovarono poi una formulazione ancora più alta nel 1802 e nel 1819 sotto lo stesso Papa Pio VII, ed è molto importante, sono molto interessanti queste date. 1802 vuol dire poco dopo l'esportazione, il bottino dei francesi, 1819 vuol dire poco dopo che, commissario Canova, il Papa riuscì a recuperare una buona parte delle sue opere d'arte, delle sue antichità. Le norme degli altri stati
da Venezia a Lucca, da Parma a Modena a Milano, furono molto simili. Dappertutto si ebbero, per esempio, iniziative per il catalogo. La più antica normativa di uno Stato per un catalogo delle opere d'arte è a Venezia, con l'uso della parola catalogo, 1773. Le apposite istituzioni di vigilanza, quelli che precedono storicamente le nostre soprintendenze, sorgono in tutta Italia. A Venezia il generale ispettore delle arti, 1773, in Sicilia, 1778, la regia custodia delle antichità di Sicilia. Potreste obiettarmi che i regi custodi erano tutti dei principi siciliani. Può essere un limite? O forse era un modo in quella società di affermare l'importanza di quella funzione. Allora, perché? Torniamo a quella mia domanda. Perché gli antichi stati italiani agirono in tanta sintonia senza avere alcun obbligo di farlo? Io credo che ciò dipenda da una comune cultura civile e giuridica delle città italiane, degli stati italiani, un comune linguaggio, ecco perché il titolo di questa conferenza di oggi, un comune linguaggio che è italiano quanto lo è la lingua. E come la lingua italiana veniva usata dalle classi colte, dalla Sicilia alle Alpi, così la cultura della tutela. Credo che tutto questo abbia molto a che fare con la cultura urbana che si formò in Italia a partire dai secoli del Medioevo, e vorrei citare due esempi di questo, di antichi provvedimenti di città italiane. I monumenti delle città singole furono, credo, allora principio di identità civica e di identificazione emotiva che coincideva con l'idea stessa di far parte di una comunità ben governata. Di queste cose con Gherardo Ortalli ho parlato più di una volta, lui ne sa molto più di me e mi ha dato indicazioni preziosissime. Cito due casi. 1162 il Comune di Roma delibera a proposito della colonna traiana quanto segue. Perché sia salvo l'onore pubblico della città di Roma, la colonna non dovrà mai essere danneggiata né abbattuta, ma dovrà restare com'è in eterno, integra ed incorrotta finché il mondo duri. Chi attenterà alla sua integrità venga condannato a morte e i suoi beni incamerati dal fisco. Questa è tutela. Siena, 1309. Il Costituto del Comune di Siena dice: chi governa la città deve in primo luogo assicurare la bellezza e l'ornamento della città, perché servono al diletto e all'allegrezza dei forestieri, all'onore e alla prosperità dei senesi. Bellezza, decoro, convenienza, onore pubblico, bonum comune, publica utilitas. Questo è il linguaggio comune che dalla Sicilia alla Sardegna a tutte le regioni italiane, tutti gli stati italiani di allora, si diffonde. Questa tensione si traduce poi in svariati uffici pubblici. Per esempio cito ancora una magistratura molto più antica di quelle settecentesche di Venezia e di Sicilia che ho menzionato, gli ufficiali dell'ornato, che è un tipo di magistratura che si registra in varie città, per esempio anche a Verona, ma anche a Siena nel 1403. La nozione di publica utilitas, che viene dal diritto romano, trova una formulazione molto precisa nella Costituzione apostolica Quae publice utilia ac decora di Gregorio XIII, 1574, nella quale si afferma espressamente l'assoluta priorità del bene pubblico sugli interessi privati nelle attività edilizie e si proibisce espressamente di sopraelevare sui palazzi esistenti anche ai cardinali. A Gregorio XIII il piano casa sarebbe piaciuto pochissimo. Il principio della pubblica utilità del patrimonio culturale è un forte elemento di continuità, io credo, della storia nazionale italiana. Eppure, dopo la Costituzione del Regno d'Italia, ci volle molto tempo prima di arrivare a una legge unitaria di tutela. Vi faccio vedere qui un po' di spaccati di Roma negli anni da 1870 ai primi del Novecento. Perché fra tutti gli stati italiani che avevano norme di tutela molto simili, uno faceva eccezione, ma quest'uno era molto importante, era il Regno di Sardegna. Il Regno di Sardegna, cioè lo Stato guida dell'unità, non aveva di fatto leggi di tutela. La tradizione
era piuttosto quello dello Statuto Albertino del 1848, rimasto formalmente in vigore fino al 1948, lo Statuto Albertino nel quale si riconosce l'assoluta priorità della proprietà privata, esattamente l'opposto delle norme che vigevano a Napoli, a Roma, a Firenze. Questo spiega perché subito dopo l'Unità d'Italia la tutela conosce un momento di improvviso calo. Lo Stato guida, da cui venivano poi molti ministri, eccetera, eccetera, la corte, il sovrano, non capiva quella cultura della tutela che il resto d'Italia aveva elaborato. La prima legge di tutela nazionale, ogni tanto venivano prorogate quelle dei singoli stati, per cui a Firenze c'era una legge diversa da quella di Venezia, e Venezia era diversa da quella di Roma e così via. La prima legge di tutela nazionale è del 1902, una legge debolissima, sostanzialmente non funzionò mai. La prima vera legge di tutela è del 1909, quindi pensate dall'Unità d'Italia che abbiamo festeggiato pochi giorni fa, come del 1861, qualcun altro potrebbe dire che si compì soltanto più tardi, nel 1870, con Roma. In ogni caso, dal 1861 o dal 1870 bisogna arrivare al 1909 per avere una legge, una legge nazionale di tutela. Che cosa dice la legge del 1909? Stabilisce la preeminenza del pubblico interesse sulla proprietà privata, cioè si rifà alla tradizione delle leggi di tutela, soprattutto pontificie e napoletane, e vieta l'alienazione di tutto ciò che è di proprietà pubblica, dà al Ministero della Pubblica Istruzione compiti di sorveglianza e di conservazione che dovrebbero oggi spettare al Ministero dei Beni Culturali. Dico dovrebbero perché il Ministero è un po' desultorio nell'esercitare questa funzione che le leggi gli assegnano. Le cose di proprietà privata furono assoggettate a tutela piena solo quando fossero di importante interesse e fu inventata la notifica, cioè il privato può ricevere una notifica per alcuni beni particolarmente importanti. L'originario disegno di legge conteneva anche una legge che va col nome di Rava, che dall'allora ministro, l'originario disegno di legge conteneva altri due principi che la Camera approvò e il Senato no. Uno di questi due principi era quello dell'azione popolare, secondo cui quisquis de populo, anche questo si rifà al diritto romano, chiunque poteva fare un'azione se i funzionari dello Stato non facevano il proprio dovere. Approvato dalla Camera, questa cosa fu bocciata dal Senato. Al Senato di allora era diverso da quello di oggi per mille ragioni, una delle quali è che non era elettivo, ma si era senatori per nomina regia o per censo, e quindi nel Senato erano rappresentati i grandi latifondi e la grande aristocrazia. Questo principio non passò. Nel testo approvato dalla Camera c'era un altro principio ed era il principio della tutela del paesaggio. Anche questo fu bloccato dal Senato perché, come disse allora un principe romano, non esiste paesaggio, bensì solo proprietà fondiaria. Cioè il territorio è il luogo del saccheggio. Di tutela del paesaggio si parlava però ormai molto anche in Italia per influenza di altre esperienze, fra cui molto importanti quelle degli Stati Uniti. Durante la presidenza di Roosevelt, del primo presidente Roosevelt, dal 1901 al 1909, si era svolta la più vasta campagna della storia per la protezione dell'ambiente naturale. Roosevelt creò 6 parchi nazionali, 18 monumenti nazionali, 51 riserve di animali e 150 foreste nazionali. Roosevelt si ispirò a un principio molto interessante che dice così: la conservazione deve voler dire il massimo bene possibile per il più gran numero possibile di cittadini per il tempo più lungo possibile. E lo commentò così: questo principio si deve applicare al numero dei cittadini nel grembo del tempo, e cioè soprattutto alle generazioni future, perché comparati a loro, noi che siamo vivi oggi non siamo nulla, è per loro che dobbiamo conservare. Questo è il nostro dovere verso le generazioni non ancora nate, e cioè bloccare una minoranza
di cittadini di oggi senza principi, impedire loro di distruggere l'eredità che noi dobbiamo lasciare alle generazioni non nate. Questo movimento è essenzialmente democratico per lo spirito, per il suo fine e per il suo metodo. Questo è Theodore Roosevelt nel 1909. Mi pare che abbiamo ancora molto da imparare. Vi faccio vedere qui questo panciuto signore che fu il primo ambasciatore degli Stati Uniti in Italia, e altri tempi anche da questo punto di vista, lo fu per 20 anni perché era molto influente, molto importante, molto amato da tutti i presidenti e gli piaceva moltissimo l'Italia. George Perkins Marsh. Lui scrisse un libro, e lo scrisse in Italia, che si chiamava Man and Nature, 1864, che tradusse subito in italiano, lo tradusse lui stesso perché la traduttrice non sapeva tanto bene l'inglese, aveva fatto un pessimo lavoro, e lui lo ritradusse ripubblicandolo col nome di Giorgio Marsh. E ha avuto una grande influenza nel movimento per il conservationism negli Stati Uniti, ma anche nella discussione sul paesaggio in Italia. Nel Regno Unito, in Gran Bretagna, in quel momento c'era questo importantissimo intellettuale, stravagante, importante, geniale, John Ruskin, il quale aveva sottolineato che la tutela della natura è un obbligo morale verso le generazioni future. È lo stesso discorso che gira. Secondo Ruskin il paesaggio va tutelato perché è fonte di intense esperienze estetiche non per il singolo, ma per la collettività. E il condividere queste esperienze estetiche collettivamente, e anche per le classi povere, oltre che per le classi ricche, cementa la società. Questo è l'argomento di Ruskin. Il paesaggio, dice lui, riflette e determina l'ordine morale, perciò è il luogo chiave della responsabilità sociale. In esso le istanze sociali e politiche di oggi sono obbligate a misurarsi coi valori della natura, della bellezza e della memoria, cioè col passato, in funzione del futuro, cioè delle generazioni future. È in quello che noi facciamo al paesaggio che la nostra società misura se stessa. Venne molto di moda, in quel momento in Italia l'inglese si studiava e si parlava molto poco e si leggeva molto poco. Queste teorie vennero di moda attraverso un libro francese che le riassumeva. La frase famosa, attribuita da moltissimi a Ruskin in Italia, il paesaggio è il volto amato della patria, non è in realtà di Ruskin, ma è di questo suo divulgatore francese che si chiama de la Sizeranne. Ma il paesaggio italiano non è soltanto natura, come quello a cui pensava Ruskin. Il paesaggio italiano è stato plasmato da una presenza umana intensa, è un paesaggio storicizzato, è un paesaggio in cui c'è un circolo continuo, il paesaggio somiglia a come viene descritto da poeti e scrittori, e poeti e scrittori si modellano sul paesaggio, c'è un modellarsi reciproco. All'ispirazione naturalistica in Italia si affianca dunque da subito una sensibilità complementare che assimilava il paesaggio alle opere d'arte, facendo leva sulla veduta, e la veduta naturalmente può essere dalla città verso la campagna, ma anche dalla campagna verso la città. Cito qui un passo bellissimo di Goethe nel Viaggio in Italia, secondo cui le architetture inserite nel paesaggio in Italia sono una seconda natura intesa alla pubblica utilità. Goethe, Viaggio in Italia. Per quanto più recente, ecco, una veduta come si vedevano le nostre città una volta, prima che i centri storici fossero da noi italiani, non da onde di barbari, ma da noi italiani barbari, circondate da periferie che le distruggono, che distruggono la veduta, che distruggono e che danno torto a Goethe. I fini civili, la pubblica utilità di cui parla Goethe, l'abbiamo tradita. La tutela del paesaggio in Italia è più recente della tutela di quelli che oggi chiamiamo beni culturali, però si innesta sul medesimo tessuto etico, giuridico e civile. I pericoli per il paesaggio crescevano col crescere dell'industrializzazione. Non è un caso che cominciano queste preoccupazioni soprattutto in Inghilterra e negli Stati Uniti. Nacquero moltissime associazioni e movimenti di opinione. Nacque nel 1905 la prima legge italiana di tutela del paesaggio, che era limitata alla pineta di Ravenna. Era soltanto per la pineta di Ravenna.
Poi si cominciò a discutere ancora partendo da quell'articolo non approvato della legge del 1909, ci furono credo 7 diverse proposte di legge, finché arrivò un ministro il quale riuscì a ottenere questa legge. Questo ministro era molto particolare, si chiamava Benedetto Croce. Benedetto Croce fu ministro per poco più di un anno, dà torto marcio a quelli che per giustificare ministri che non hanno fatto nulla dopo 2 anni dal governo Prodi, tanto per non far nomi, dice ma ha avuto solo 2 anni. Ma Benedetto Croce ne ha avuto 1 e ha fatto la prima legge sul paesaggio. Giovanni Gentile ne ha avuto 1 e mezzo e ha riformato la scuola italiana. Perché? Perché quando sono entrati nel loro ufficio di ministro sapevano quello che dovevano fare. Nella sua relazione al Senato, Croce richiama i precedenti americani ed europei, cita Ruskin, parla di un altissimo interesse morale e artistico che legittima l'intervento dello Stato, poiché il paesaggio altro non è che la rappresentazione materiale e visibile della patria. Al Senato c'è ancora la copia di questa relazione con le note manoscritte di Croce. Le misure di tutela limitano la proprietà privata, ma questo limite, dice Croce, è una necessaria servitù per pubblica utilità. E richiama il diritto romano e anzi richiama delle leggi borboniche che parlavano della servitù di veduta, cioè certe vedute sono pubbliche e quindi non si possono deturpare. E tutto questo ha la sua fonte in una legge di Giustiniano che proteggeva le vedute di Costantinopoli e fu ripreso poi da un re di Napoli. La legge Croce fu approvata nel 1922, quando Croce non era già più ministro. Croce, la storia è molto interessante, ebbe molta tenacia, la dovette ripresentare 2 volte. Fu approvata nel 22, pochi mesi prima dell'avvento del fascismo. Il fascismo non cambiò molto, per molto tempo, ma nel 1939 il ministro Giuseppe Bottai promosse 2 leggi parallele sulla tutela, una tutela del patrimonio e l'altra sulla tutela del paesaggio, vista in parallelo fin dal principio, concepite in parallelo e approvate entrambe a distanza di poche settimane nel giugno del 1939. Leggi che, opera di un governo fascista, di specificamente fascista, non ebbero nulla. Anzi, furono l'una, quella sul patrimonio, la proiezione e l'aggiornamento, diciamo così, il miglioramento da molti aspetti, sotto qualche aspetto no, della legge del 1909, della legge Rava del 1909, l'altra sul paesaggio riprendeva i principi della legge Croce. Sul paesaggio il principio di Bottai fu la servitù di pubblico godimento, espressamente ripresa da Croce. Se qualcuno dice espressioni di questo tipo oggi viene immediatamente accusato di essere un comunista, come Gregorio XIII e come Bottai. Nella fase di scrittura di quelle leggi, Bottai si appoggiò alla migliore intelligenza italiana del tempo. Cito qualche nome: Roberto Longhi, Giulio Carlo Argan, Cesare Brandi e il grandissimo giurista Santi Romano. Le 2 leggi del 39, qui lo stesso paesaggio dopo lo sventramento, le 2 leggi del 39, che non posso naturalmente descrivere in dettaglio, furono stabilite come 2 valve dello stesso dittico. Il fatto che ho appena affermato, che erano leggi approvate da un governo fascista, ma non erano poi leggi specificamente fasciste, è dimostrabile. Non solo, anche per chi le leggi non le ha lette, è dimostrabile perché dopo la guerra, la caduta del fascismo, la resistenza, tutto quello che era il macello in cui l'Italia era stata avviata, i morti, eccetera, eccetera, la Costituente, nel discutere sulla Costituzione della Repubblica, approvò l'articolo 9, che è, lo dice Sabino Cassese, grande costituzionalista, la costituzionalizzazione delle 2 leggi Bottai. Cioè le 2 leggi Bottai furono proiettate a livello costituzionale. Che cosa dice la nostra Costituzione? Entrata in vigore il 1 gennaio del 1948, come tutti sappiamo. All'articolo 9 dice: la Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica. Comma 2, tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della nazione. Prima volta nella storia in cui un principio come questo veniva messo nella Costituzione di uno Stato.
A tale formulazione si arrivò dopo 11 diverse proposte di testo. Il testo finale fu scritto dai proponenti iniziali, che erano il comunista Concetto Marchesi, latinista siciliano, rettore di Padova, già rettore di Padova, e il democristiano giovanissimo Aldo Moro. Però contribuirono a questo testo esponenti di tutti i partiti. Nella Costituzione italiana questo è tra i principi fondamentali dello Stato. Vuol dire che si lega al pieno sviluppo della personalità umana, articolo 3, ai doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale, articolo 2, ai limiti posti alla proprietà privata dall'articolo 42. Inoltre, la lungimiranza della nostra Costituzione del 48 è dimostrata dal fatto che essa non aveva la nozione di ambiente, eppure l'aveva. Non c'era la cultura ambientalistica nel 1948, per cui in quella Costituzione la parola ambiente non ricorre, ma con un sapiente lavoro interpretativo la Corte Costituzionale ha messo insieme la nozione giuridica di ambiente, sommando le prescrizioni dell'articolo 9 della Costituzione sul paesaggio a quelle dell'articolo 32 sul diritto alla salute. La salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività, articolo 32. La collettività, il bonum comune, l'utilitas publica sono evidentemente alla radice di tutto questo. Credo dunque che l'articolo 9 della nostra Costituzione sia la sintesi di un processo secolare che ha due principali caratteristiche: la priorità del pubblico interesse sull'interesse privato e lo stretto legame fra tutela del patrimonio culturale e tutela del paesaggio. Voglio aggiungere che questa dizione, la Repubblica tutela il paesaggio e il patrimonio storico-artistico della nazione, come riconosce tutta la giurisprudenza che ho potuto vedere, non è l'espressione di un'intenzione, ma la prescrizione di un dovere. Non c'è scritto: la Repubblica sarebbe tanto contenta se si tutelasse, sarebbe simpatico se fosse tutelato. La dice: la Repubblica tutela. E perché lo dice? Perché nel momento in cui si faceva questa norma si pensava non solo alle due leggi Bottai, ma al sistema delle soprintendenze. E io dico sempre, un po' esagerando, lo so, che le soprintendenze sono un organo costituzionale, perché sono previste dall'articolo 9 della Costituzione. La perfetta continuità fra queste leggi di tutela dell'Italia liberale, le leggi approvate da un governo Mussolini, l'articolo 9 della Costituzione repubblicana, può sembrare una mia forzatura. Credo che però lo sia solo per chi ragiona per etichette e per appartenenze e non seguendo la storia delle idee. Allora sorprendiamoci anche delle evidenti continuità fra la legislazione pre-rivoluzione francese e la legislazione post-rivoluzione francese. Cosa vuol dire? Che la restaurazione ha vinto? No, perché di fatto la cultura del patrimonio e della conservazione dopo la rivoluzione francese era completamente diversa. I linguaggi e le norme di Ancien Régime furono ripensate alla luce di nuove idee guida, per esempio l'idea di nazione e l'idea di sovranità popolare, che prima della rivoluzione francese non potevano avere questa pregnanza, l'idea di cittadinanza, che gli eventi della rivoluzione cambiò per sempre, dando nuovi contenuti alla nozione di bene comune e incarnandola anche nei monumenti. Vorrei mostrarlo con una citazione da Hegel, Lineamenti di filosofia del diritto, 1821. I monumenti pubblici sono proprietà nazionale, vale a dire più propriamente, come avviene delle opere d'arte in generale quando sono utilizzate, così anche i monumenti pubblici, finché sono abitati dall'anima della memoria e dell'onore, hanno il valore di fini viventi e autonomi. Una volta che l'anima della memoria e dell'onore li abbandona, essi divengono accidentali, possessi privati, adespoti e accidentali, come per esempio le opere d'arte greche ed egizie per gli ottomani. Lui scrive nel 1821, cioè in un momento in cui nasceva il movimento per l'indipendenza della Grecia. Questo testo molto denso, avvertiamo la concezione del patrimonio nazionale che si era venuta formando a partire da Quatremer de Quincy che vi ho citato. I due poli convergenti di memoria e onore, con la loro dirompente carica etica, aspettano i cittadini come collettività,
al bonum comune, alla publica utilitas. Richiedono armonia fra l'etica e la politica. Quando la memoria dell'onore, quando l'anima della memoria e dell'onore fugge dall'orizzonte, la nazione muore. Dagli statuti dei comuni italiani, qui una carta qualsiasi, dei comuni italiani del Medioevo, le leggi degli Stati unitari e poi dell'Italia unita, fino alla Costituzione della Repubblica, un percorso che ho cercato di delineare per mostrare, come mi era stato chiesto di fare, che quello della tutela è un linguaggio italiano prima e dopo l'unità. L'articolo 9 della Costituzione italiana ebbe due soli precedenti, almeno per quanto ho potuto trovare, e cioè la Costituzione della Repubblica di Weimar, 1919, in cui c'è un articolo che non è però fra i principi fondamentali dello Stato ed è francamente molto meno bello del nostro, però menziona la tutela, e un articolo della Repubblica Spagnola, della Costituzione della Repubblica Spagnola del 31, di cortissima vita, mai applicato. Oggi soltanto pochissimi Stati hanno dato a questo principio un rango costituzionale e ce ne sono una trentina di Stati in cui questo principio c'è da qualche parte nella Costituzione, solo in 3 o 4 casi è fra i principi fondamentali, e questi 3 o 4 casi sono di solito delle traduzioni più o meno letterali del nostro articolo 9. Non vi parlerò del codice dei beni culturali, delle norme più recenti. Del codice dei beni culturali vorrei solo ricordare il fatto che è stato approvato da un governo Berlusconi col ministro Giuliano Urbani nel 2004, corretto da un altro governo Berlusconi con un altro ministro, Rocco Buttiglione, nel 2006, corretto ancora da un governo Prodi con un altro ministro che è Francesco Rutelli. Io ho collaborato con tutti e 3 questi ministri, come è stato ricordato. Nulla c'è di più bipartisan di questo codice, forse per questo viene concordemente eluso e non applicato. Vorrei però finire, dopo aver detto una storia molto interessante, credo tutta in crescendo, vorrei finire su un tono completamente diverso, dichiarando senza mezzi termini che questo complesso sistema di tutela, che è il più antico del mondo, senza dubbio, e probabilmente credo ancora il migliore del mondo, sulla carta, non funziona. La devastazione del paesaggio è sempre più accentuata. In 15 anni, dal 1990 al 2005, il 17% delle campagne italiane è stato coperto da nuove costruzioni. Ogni anno si costruiscono in media fabbricati per 250 milioni di metri cubi. Per ogni nuovo nato costruiamo 38 vani. Ripeto, per ogni nuovo nato costruiamo 38 vani. L'armonico rapporto città-campagna, costruito attraverso i secoli, sta cedendo il terreno, in senso letterale, oltre che metaforico, a periferie incontrollate che ospitano via via una parte sempre più alta della popolazione italiana e dei nuovi italiani che sono gli immigrati, e molti italiani che hanno oggi, che so io, 10 anni, non hanno mai visto un vero paesaggio italiano, non lo vedono più, perché dove vivono non c'è. Nel nuovo paesaggio di suburbi si perdono non solo i confini, ma anche il centro. Lo spazio fra gli agglomerati perde il carattere di filtro e assume quello di terra di nessuno, zona grigia, come il cemento. Un territorio eccezionalmente fragile, soggetto a frane, inondazioni e terremoti, viene abbandonato a se stesso. Si avviano gigantesche opere pubbliche, si avvia per esempio il ponte sullo stretto, senza fare nulla per mettere in sicurezza le 2 rive dello stretto. Io vengo da lì e so quanto quelle zone siano franose. Muoiono i siciliani a Giampilieri, per consolarli gli si dice che si farà il ponte sullo stretto. Mentre restano in vigore le leggi di tutela, che anzi vengono migliorate nel tempo sulla carta, si creano deroghe, eccezioni, condoni, piani alternativi. In tal modo chi ha compiuto un reato contro la legge e contro la Costituzione basta che paghi una piccola multa. E siccome si sa che i condoni arrivano a scadenze regolari, uno viola la legge con la certezza che verrà condonato. Sul fronte della tutela del patrimonio culturale si registra una profonda crisi di risorse umane e finanziarie. Da molti anni non si fanno più nuove assunzioni di personale.
Si parla sempre della mancanza di soldi, è vero, ma la mancanza di uomini è ancora più grave. Non c'è oggi una soprintendenza italiana che abbia un soprintendente tutto per sé. Sono tutti condivisi fra il soprintendente della città A e lo è contemporaneamente della città B, a volte a 400 km di distanza. Conosco un caso, che credo che non sia più così, di qualcuno che ha retto simultaneamente la Sardegna e credo il Friuli o qualcosa del genere. Immaginate con quanta funzionalità, quando poi gli hanno tolto anche i soldi per la benzina a uno che deve controllare il territorio. Non so, in bicicletta, non lo so. Nel 2008 i fondi del Ministero dei Beni Culturali sono stati tagliati di 1,5 miliardi di euro circa. Il ministro Bondi aveva poco tempo prima, appena diventato ministro, aveva dichiarato alla settima commissione della Camera: l'Italia spende in cultura soltanto lo 0,28%, mentre la Francia spende il 3% e la Svezia l'8,3%. Mi impegno ad andare avanti in questa direzione. 20 giorni dopo gli hanno portato via metà del suo bilancio, non ha emesso un lamento. Quello che accade è dovuto a questo: carenze di fondi e carenze di personale. Per tracciare il perimetro di questa, vi faccio vedere qui l'Aquila per ricordare una cosa che tendiamo a rimuovere. Il centro storico dell'Aquila somiglia soltanto a un altro centro storico italiano, quello di Pompei. Non parlo della Pompei nuova, ma della Pompei, quella dei Romani, e sta diventando una nuova Pompei. Nulla si sta facendo, nulla si sta facendo. Sapete che c'erano la famosa lista di nozze del G8 di Berlusconi, prevedeva 250 milioni di euro che i vari stati si impegnavano a dare. Quanti di voi sanno che cosa è successo? Io credo molto pochi. Io l'ho scoperto recentemente. Di quei 250 milioni di euro ne sono arrivati 11. Gli stati che li hanno dati sono i seguenti 3. Gran Bretagna, o Germania, questo non me lo ricordo, Francia, Kazakistan. Gli Stati Uniti non hanno dato niente. Il G8 è costato 380 milioni di euro. Non faccio nessun commento. Per tracciare il perimetro di questa crisi, qui vi faccio vedere il crollo della Domus Aurea, vorrei accennare a un altro argomento, a un altro punto. Fra le ragioni della continua distruzione del paesaggio e del patrimonio del nostro Paese, una ragione non c'è, ed è la mancanza di leggi. C'è il contrario, c'è una sorta di accanimento terapeutico, un eccesso di legislazione. Le leggi sono anche troppe e per questo è difficile osservarle, perché si sedimentano nel tempo in modo spesso incoerente, creando un labirinto di conflitti di competenza. Il tempo che abbiamo è poco, citerò un caso molto interessante: il caos terminologico intorno alle 3 parole chiave paesaggio, territorio e ambiente. Il paesaggio, dice l'articolo 9 della Costituzione, è tutelato dallo Stato ed è assegnato dalle leggi al Ministero dei Beni Culturali. Il territorio, dice l'articolo 117 della Costituzione, dopo la sua riforma infelicissima fatta dal centro-sinistra nel 2001, deve essere regolato e pianificato dalle regioni e dai comuni. L'ambiente è di competenza mista, regioni, comuni, Stato, e comunque a livello dello Stato è il Ministero dell'Ambiente, non quello dei Beni Culturali. Voi mi dovete dire se c'è un paesaggio senza territorio e senza ambiente, se c'è un ambiente senza territorio e senza paesaggio, e così via. E non è una disputa astratta. Se io, per esempio, dovessi decidere, se ci dovessimo trovare davanti al problema se distruggere o no una pineta come questa, ma che cos'è questo? È territorio? È paesaggio o è ambiente? Chi di voi saprebbe rispondere a questa domanda in modo univoco? La normativa è talmente intricata, specialmente dopo la riforma costituzionale del 2001, che vi sono ogni anno numerosissimi conflitti di competenza davanti alla Corte Costituzionale. Secondo Gustavo Zagrebelsky, in una intervista per lui liberatoria, che appena cessò dall'ufficio di Presidente della Corte Costituzionale, oltre il 50% del lavoro della Corte è dovuto a rimediare ai guasti della riforma costituzionale del 2001.
Una ricomposizione normativa per cui le tre Italie del paesaggio, del territorio e dell'ambiente ridiventino una sola sarebbe necessaria, ma naturalmente nessuno ha il coraggio di pensarci, non dico di farla. La cronaca di ogni giorno mostra insomma il progressivo logoramento di quella lunghissima tradizione italiana della tutela, di quella civiltà etica e giuridica del bene comune, la cui storia ho provato a evocare. Io non credo che ogni speranza sia morta. Da cittadino, non da professionista di queste cose, e meno che mai della politica dei partiti, di cui davvero non so niente, io penso che il fatto che nessuno dei partiti politici attualmente in Italia, né grandi né piccoli, abbia posto questo tema all'ordine del giorno sia molto rilevante. Vuol dire qualcosa. Nelle ultime elezioni politiche generali, nelle ultime elezioni regionali, senza nessuna eccezione, naturalmente in tutti i partiti, senza eccezione, c'è qualcuno che a queste cose ci bada, però i partiti come tali non ci badano. Allora, con questo contrasta molto, invece, il crescere continuo del numero delle associazioni di cittadini locali. Ci sono le grandi associazioni, il FAI, Italia Nostra, eccetera, ma ci sono anche moltissime associazioni locali che vengono spesso accusate di avere un orizzonte troppo ristretto, di badare solo al proprio comune, soltanto alla propria campagna, soltanto a quello che vedono dalla propria finestra. E io rispondo così: ma se io dalla mia finestra per caso vedessi un tentativo di assassinio, non devo forse chiamare la polizia? Io credo di sì. E quindi quello che io vedo dalla mia finestra lo considero molto importante. Queste varie associazioni stanno creando e diffondendo una cultura della tutela che di fatto si riconnette all'antica cultura italiana della tutela. E di fatto potrebbero, nel mio libro che è stato citato prima da Gherardo Ortalli, e questo è il tema dell'ultimo capitolo, potrebbero queste associazioni, mettendosi insieme, lavorando meglio secondo delle linee guida che non è poi tanto difficile immaginare, attraverso azioni legali e coalizzandosi insieme, ricreare un movimento di azione popolare, nel senso che la legge del 1909 non volle, che il Senato non volle nella legge del 1909. Abbiamo bisogno di conoscere e misurare la gravità dei rischi che il paesaggio e il patrimonio corrono, perché sono i rischi che corriamo noi, perché un paesaggio e un patrimonio bene ordinato fa parte della nostra salute fisica e mentale. Per poterci arrivare, io credo che si richieda una piena consapevolezza della storia, della valenza civile, etica e giuridica delle antiche norme di tutela. Credo che sia necessario ricordarci che noi qualsiasi cosa facciamo e qualsiasi cosa distruggiamo, dovremo sempre avere in mente i diritti delle generazioni future. Grazie.